Gentili, i radicali, lei fa parte adesso della Rosa del Pugno, ma i radicali hanno oscillato qualche volta sul crinale dello schieramento politico italiano tra il centro-destra e il centro-sinistra. Ecco, forse qualcuno potrebbe essere disorientato, in quanto voi in passato siete stati più vicini al centro-destra. Come giustificare questi movimenti? Ma io qui vorrei essere molto chiaro, noi non è che abbiamo appoggiato i governi di centrodestra o di centrosinistra, noi negli ultimi 12 anni siamo stati fuori dal Parlamento, anche grazie a una legge elettorale che non era né carne né pesce, non era né maggioritario né proporzionale, abbiamo però offerto sempre sia al centrodestra che al centrosinistra delle battaglie politiche da condurre nel Paese e nel Parlamento. Penso per esempio alla battaglia sulla giustizia. La battaglia sulla giustizia è stata offerta a tutti e due gli schieramenti, ma in special modo allo schieramento di centrodestra, che ha sempre con noi condiviso alcune grandi idealità. Responsabilità civile dei magistrati, separazione delle carriere, sistema maggioritario anche per l'elezione del Consiglio Superiore della Magistratura. Queste battaglie non le abbiamo condotte con dei referendum e il governo Berlusconi ha avuto l'ardire di dire che queste erano battaglie comuniste e si è schierato per il sabotaggio di queste battaglie, dicendo che poi quando sarebbe andato al governo le avrebbe risolte loro attraverso gli strumenti di governo. Non l'hanno fatto e è per questo che hanno fallito. Al centrosinistra abbiamo offerto la battaglia sulla fecondazione assistita che riproporremo in Parlamento con il nuovo governo.